Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Non è uscito il video con la Salernitana, esce questo con l'Hellas, anche se pure in questo caso la partita non è che l'ho vista più di tanto, questa volta non per causa mia ma per causa di DAZN. Per la prima volta da 3 anni ho riscontrato i problemi di DAZN di cui tanti parlano, questa volta è successo anche a me, è capitato. Ho visto la partita a mozzichi e bocconi, però l'ho vista. Diciamo che la persona che mi ha sorpreso di più oggi era quella da cui mi aspettavo di meno, ovvero Radunovic. Molto molto sorpreso, in maniera ovviamente positiva da lui, come sono molto sorpreso in maniera positiva da Ceppitelli, mi è piaciuta la sua prestazione, però credo che ormai parlare di singoli lasci veramente il tempo che trova. È inutile secondo me, non si va a toccare un qualcosa di importante. Non credo che attorno a questo Cagliari si possano fare delle analisi eh, così argomentate, perché comunque quello che si vede poi in campo lascia molto a desiderare, anche se eh, in partite come queste per esempio si ottiene comunque un pareggio, che per carità è un punto, è buono, però io non mi sento felice della prestazione, non mi piace questo Cagliari e mi ritrovo comunque qui a fare il video e a parlare di quello che, tra virgolette, ho visto, se così possiamo dire. Una 0-0 che secondo me lascia molto amaro in bocca, perché dopo la partita con la Salernitana, di cui ho volutamente omesso il video, non l'ho fatto, la partita l'ho vista ma il video non l'ho fatto perché non mi sembrava il caso. Oggi servivano i 3 punti ed oggi avrei accettato come solo ed unico risultato i 3 punti. È un Cagliari che a tratti ci ha anche provato, però mai in maniera iperconvincente, come mai in maniera iperconvincente ci ha provato secondo me il Verona. C'è poco da dire, bisogna darsi una svegliata, perché se si continua così è Serie B. Fortunatamente siamo alla 15ª giornata, i margini per salvarci, se ci si impegna, ci sono, però bisogna impegnarsi per ottenerli. E non mi pare questo un Cagliari che si stia impegnando. Quindi non lo so. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti la vostra e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!